Regolamentazioni, direttive, ahimè, tasse. Come viene visto Bitcoin dall'apparato burocratico? Come viene inquadrato Bitcoin dalla legge? Non solo da quella italiana, ma anche e soprattutto da quella comunitaria, da quella dell'Unione Europea. Cercheremo di capirlo oggi in questa quinta puntata di Esploriamo Bitcoin. Bentrovati, lo faremo come sempre con gli esperti del settore. In particolare iniziamo con Martina Granatiero, avvocato of counsel 42 Law Firm. Grazie Martina e benvenuta a Esploriamo Bitcoin. Grazie a te per l'invito, buongiorno a tutti. È un piacere. Introduciamo l'argomento, come anche di consueto nelle altre puntate, con il servizio di Marco Costanza. L'America inventa, la Cina copia, l'Europa regola. Questo detto sembra calzare perfettamente anche nel contesto delle criptovalute. L'Europa, ancora una volta, si distingue per un approccio fortemente normativo a un settore nato per essere libero e decentralizzato. La prima grande regolamentazione è arrivata con il MiCA, Markets in Crypto Assets Regulation, che mira a regolamentare il mercato delle criptovalute offrendo maggiore trasparenza e sicurezza per gli investitori. Tuttavia è importante notare che questa normativa non si riferisce direttamente a Bitcoin, concentrandosi invece principalmente su stablecoin e asset centralizzati. Oltre al MiCA, poi, ci sono altre normative rilevanti, come il Digital Services Act, che punta a responsabilizzare le piattaforme online, e il Digital Markets Act, volto a contrastare i monopoli digitali. Già all'interno del settore tradizionale, nonostante le regolamentazioni messe in atto, non sono così rari eventi di manipolazione ed insider trading. Dunque, a questo punto, viene da chiedersi: ma queste normative, pensate per proteggere consumatori e investitori, riusciranno a tenere il passo con l'innovazione che avanza ad una velocità molto superiore? Già solo la legge di bilancio italiana del 2023, che per la prima volta porta i crypto asset all'attenzione, presenta ancora delle zone d'ombra, con parti vaghe che lasciano troppo spazio all'interpretazione, generando così incertezze per gli investitori. Il problema non è solo la burocrazia eccessiva, ma anche l'incapacità delle istituzioni di adattare regolamenti centralizzati a un modello, come quello delle criptovalute, che per sua natura è decentralizzato ed estremamente dinamico. Nel frattempo, negli Stati Uniti, i politici si stanno spingendo fino ad usare Bitcoin come leva per campagne elettorali. Dichiarazioni come "renderemo l'America il centro mondiale per Bitcoin e per le criptovalute" sottolineano come il dibattito oltreoceano sia più acceso che mai. La domanda ora è: assisteremo a un nuovo esodo delle aziende tech verso mercati più favorevoli? O questa volta l'Europa saprà adattarsi con regolamentazioni puntuali e chiare? Allora, abbiamo sentito tanti nomi, il buon Marco Costanza ci ha fatto un elenco delle varie regolamentazioni, direttive, poi magari Martina ci spiegherà la differenza che sta mettendo in atto l'Europa. Si è parlato di MiCA, si è parlato di Digital Service Act, poi vabbè, c'è la legge di bilancio del 2023, che regolamenta a livello fiscale quelle che vengono definite le criptoattività, ma ci sono anche altri regolamenti, chat control, AML regulation, AI Act, tanti nomi, forse chiarezza un po' meno. Che posizione sta prendendo? Partiamo cercando di affrontare l'argomento in modo un po' più generale per poi andare nel dettaglio. Che direzione sta scegliendo l'Europa? Qual è l'approccio nella regolamentazione di tecnologie come Bitcoin? L'Europa si sta sicuramente candidando a essere leader nella regolamentazione del digitale, dell'economia digitale, e questo cambio di passo si è visto in maniera molto netta quando si è instaurata la commissione presieduta dalla von der Leyen. E fino a quel momento infatti l'Europa aveva un tema sul digitale che era essenzialmente relegato al trattamento dei dati personali, invece il GDPR. Assolutamente sì, è quell'humus da cui poi nasce il GDPR, quindi la legge sul trattamento dei dati personali con cui ci confrontiamo un pochino tutti i giorni.
Da lì il cambio di passo perché l'economia digitale viene posta al centro di quello che è il ragionamento politico dell'Europa, sul presupposto che alla fine i cittadini passano sempre più tempo online e l'esigenza è quella anche un po' di contrastare quelli che sono i grandi poteri delle big tech e quindi un equilibrio fra tutela del cittadino e contenimento del potere delle big tech. Mm-hmm. Questo si vede moltissimo, infatti il primato della regolamentazione passa per 2 macro pacchetti, lo European Digital Package, all'interno del quale troviamo alcune delle regolamentazioni citate nel servizio, quindi il Digital Services Act, ma ce ne sono anche lo stesso Artificial Intelligence Act fa parte di quel pacchetto ed è parallelo invece al fintech, la parte fintech dove invece in seno alla quale nasce MiCA, per esempio, nasce DORA e nascono altri regolamenti e direttive. Quindi sicuramente c'è questo tipo di approccio. Mario Draghi, l'ex presidente della BCE, quando ha presentato a inizio di settembre il programma e lo ha presentato proprio alla Commissione europea, non ha mancato di sottolineare per esempio il fatto che c'è un rallentamento e una difficoltà molto importante delle imprese proprio legato a un eccesso di regolamentazione. Era proprio questo il punto interessante che secondo me vale la pena sottolineare. Martina, dicevi l'Europa è pioniera nella regolamentazione, tant'è che poi il GDPR è stato preso anche da esempio in tante altre giurisdizioni nel mondo, però forse un'eccessiva regolamentazione c'è poi anche l'altro lato della bilancia, rischia forse di frenare un settore che tante volte può essere molto innovativo. La Silicon Valley non è stata normata fin dai suoi primi vagiti, no? E poi sono nati grandi colossi che sono stati regolamentati. Dove si trova questo equilibrio? L'Unione Europea rischia di mettere un freno alla crescita di imprese che poi potrebbero essere innovative in Europa? Allora, l'Unione Europea ha un grosso problema, nel senso che i leader nella tecnologia sono gli Stati Uniti in questo momento, per caratteristiche molto particolari, cioè un'economia molto più libera, un atteggiamento, una propensione al rischio che non esiste assolutamente in Europa, e per converso dall'altra parte abbiamo la Cina invece che centralizza l'approccio alla tecnologia, quindi 2 modelli completamente diversi ma tutto sommato altrettanto efficienti. L'Europa si pone nel mezzo, ha una tradizione completamente diversa e quindi spinge sulla regolamentazione come asset, consentimi il termine. C'è un eccesso di regolamentazione? Sì, probabilmente sì. Quello che ha detto l'ex presidente della BCE è condivisibile. Detto così è anche un po' semplicistico, nel senso che in realtà il motivo per cui l'Europa fa così fatica in qualche modo ad essere portatore anche di sviluppo, di innovazione, non è sicuramente soltanto legato alla regolamentazione, lì c'è una tradizione in cui si candida, anche perché teniamo conto di una cosa. Quando parliamo di tecnologia, la tecnologia non è tutta uguale, la tecnologia vuol dire tante cose. Tecnologia è un concetto che nasce neutrale, però poi l'uso che della tecnologia viene fatto dall'essere umano ovviamente modifica e cambia e fa venire meno questa neutralità. Personalmente penso che la programmazione di uno strumento digitale è una delle cose più politiche che riusciamo ad immaginare. Quindi il problema qual è? Che la regolamentazione probabilmente in quota parte serve, è la qualità e la quantità della regolamentazione che sono in qualche modo criticabili. Il mio punto di vista rispetto a questa cosa è che non ci sia soltanto un atteggiamento necessariamente miope, è proprio che è una volontà in qualche modo di contrastare un certo uso politico della tecnologia, certo, che viene sostenuto anche da parte delle istituzioni, perché l'approccio alla tecnologia cambia a seconda appunto dell'ambito tecnologico. Entriamo un po' nello specifico. Si è parlato tanto di MiCA come regolamentazione di quelle che l'Italia chiama le criptoattività, ma anche legata molto a Bitcoin. La realtà è che MiCA non ha molto a che fare con Bitcoin, ma tratta di altri tipi di attività nel mondo delle criptovalute, corretto? Sì, è corretto, con una precisazione. MiCA è un acronimo che abbiamo sentito spesso parlare per chi si occupa di questo settore, è l'acronimo di Marketing Crypto Asset Regulation, quindi è un regolamento già in vigore
che si propone due obiettivi principali: da un lato la tutela dei consumatori sulla scorta di fatti di cronaca che in qualche modo hanno introdotto truffe piuttosto che perdite di investimenti da parte dei consumatori, e dall'altra parte una volontà precisa di offrire un quadro organico omogeneo a tutti i paesi dell'Europa su questo tipo di materia. A chi si rivolge MiCA? MiCA si rivolge essenzialmente da un punto di vista soggettivo ai player, e per player di mercato si intendono gli emittenti o coloro che offrono o chiedono l'ammissione alla negoziazione di quelli che sono definiti crypto asset, e dall'altra parte c'è tutto un gruppo di soggetti che deve agire su base professionale, quindi necessariamente delle società, delle persone giuridiche, che offrono servizi che hanno ad oggetto questi famosi crypto asset. Certo. Quali? MiCA fa una scelta precisa, sono due grosse categorie: da una parte quelle che per chi è avvezzo al settore ha sempre sentito definire stablecoin, Cioè quelle che seguono il valore di una valuta, come il Bravissimo. dollaro digitale, l'euro digitale, eccetera. Esattamente, quindi che hanno un PEG, Certo. nella doppia distinzione fra i money token, che sono l'equiparazione della moneta elettronica, e quindi peggati, o comunque il valore sottostante è una moneta fiat. Chiaro. E poi c'è l'asset reference token, che invece ha come valore sottostante un paniere che può essere composto di moneta fiat piuttosto che di altre Un cryptocurrencies paniere di altri asset. o Quindi anche comunque, commodities. certo, Esattamente. tocca in modo molto, molto più tangenziale Bitcoin. Si Esattamente. riferisce ad aziende che gestiscono questi tipi di Sì, tecnologie. consentimi, c'è una precisazione, perdonami, che devo fare per forza: stablecoin e i token diversi dalle precedenti. È qui che si insinua che entra Bitcoin, e da una parte entra e dall'altro esce. Ok. Perché c'è anche quest'altra categoria, che sono appunto i token diversi dalle stablecoin, che è una categoria cash-in, e quindi lì dentro si colloca Bitcoin. Ne parleremo, ma prima, nel prossimo passaggio, cerchiamo di localizzare da Bruxelles a Roma, cerchiamo di capire come viene inquadrato Bitcoin nell'ambito italiano. A tra poco. E dunque l'Europa cerca di regolamentare il mondo delle cosiddette criptoattività, concentrandosi in particolare su quelle aziende che emettono token spesso proprietari, ma in realtà come si comporta l'Italia? A cosa si deve interessare un cittadino italiano che ha deciso di interessarsi a Bitcoin, e che cosa deve capire delle regolamentazioni che vengono invece approvate, sono state approvate, che vengono anche talvolta discusse dal Parlamento italiano? È necessario capirlo perché poi ci sono state anche tante peripezie in questo paese legate alla regolamentazione di Bitcoin, dagli interpelli dell'Agenzia delle Entrate fino alla legge di bilancio 2023 che ha dato un quadro fiscale alle cosiddette criptoattività più o meno definitivo. Lo facciamo con Gigi Turla, commercialista esperto di fiscalità proprio per Bitcoin e criptovalute, anche socio fondatore di TaxCare. Benvenuto Gigi. Grazie Federico e buonasera a tutti. Ecco Gigi, allora vorrei partire da capire semplicemente una cosa: come è interpretato Bitcoin? Perché si sono sentite tante definizioni, si è sentito parlare di valuta estera, di asset digitale, dalla legge italiana. Secondo la legge italiana, che cos'è di preciso oggi Bitcoin? Facciamo un po' di storia. E Non troppa, Non troppa, Okay. assolutamente. No, partiamo dal 2017. Nella legislazione che riguardava l'antiriciclaggio viene introdotta la nozione di criptovaluta o valuta virtuale, derivante da una direttiva europea. Nella legge appunto si parlava di valuta virtuale come rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica. Quindi rappresentazione digitale di valori. Di valore, punto. Poi vedremo come cambierà. Non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento, e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente. Questa è la definizione ancora in vigore, che però sparirà a dicembre con l'entrata in vigore del TFR, che di fatto andrà a sostituire questa definizione con quella propria delle criptoattività. Ok. Che vedremo poi nella legge finanziaria. A questa legislazione entra l'Agenzia delle Entrate a un certo punto, nel 2016, controvoglia, non spontaneamente, cioè non è uscita con un provvedimento autonomo, è stata trascinata in questa platea qui
perché doveva rispondere alle istanze di interpello che sono presentate dai contribuenti. La prima nel 2016, se non ero, presentata da Conio, un'azienda che ha fatto di fatto una domanda formale all'Agenzia delle Entrate su come interpretare su una problematica, proponendo la sua soluzione e chiedendo all'Agenzia se era giusta la soluzione. Quindi l'Agenzia comincia a rispondere lì e poi farà anche altre risposte, e la posizione dell'Agenzia è quella di assimilare le criptovalute alle valute estere e quindi chiedere l'applicazione della normativa specifica per le valute estere, che comporta 2 tipologie di obblighi: il monitoraggio, quindi il dichiarare il possesso, anche senza pagamento dell'IVAF o dell'imposta di bollo, e il pagamento della tassazione sull'eventuale plusvalenza. Ma per le valute estere c'è una bellissima distinzione tra investitori istituzionali e investitori, diciamo, non istituzionali. E il limite oggettivo era il possesso per più di 7 giorni di un capitale almeno superiore a 51.645, con il cambio utilizzato al 1 gennaio 2000, dell'anno di riferimento. Quindi noi ne mettiamo un po' complesse, però quantomeno permetteva ai piccoli investitori di non preoccuparsi di andare a tassare. Certo, si è passati quindi, diciamo, dall'interpretazione come rappresentazione digitale di valore a valuta estera, di fatto. Esattamente. Finché siamo arrivati appunto alla legge di bilancio del 2023, il nuovo governo appena così eletto, a ottobre ha presentato la bozza, nella quale entra appunto la definizione di criptoattività, che è tratta dalla BICR sostanzialmente. Certo. In quel caso qua si parla di rappresentazione digitale di valore e diritti, quindi c'è l'aggiunta anche del concetto di NFT, per esempio, semplificando quello che era la parte centrale, trasferibili o memorizzabili elettronicamente tramite tecnologie come il registro distribuito, quindi molto più slim, molto più... Certo, quindi quest'ultima definizione, che è quella di criptoattività, viene ereditata dal regolamento europeo MiCA, che è quello che discutevamo un attimo prima con Martina Granatiero, viene ereditato dalla legge di bilancio 2023 che, diciamo, regolamenta in modo finalmente formale, una volta per tutte, anche la fiscalità intorno a Bitcoin. Che cosa prevede questa legge di bilancio 2023? Mi piace sintetizzarla in 12 punti, di cui 10 ancora in vigore e 2 che sono stati nel frattempo sono morti. Primo punto, dal 1 gennaio 2023 le criptovalute entrano nel sistema, diciamo, fiscale italiano, all'articolo 67 e 68 del testo unico, come redditi diversi. Il punto 2 è la definizione che abbiamo già dato. Il punto 3 sono 4 le fattispecie imponibili. La prima, la principale, è la cessione a titolo oneroso della criptoattività. Vendo Bitcoin in cambio di euro o dollari. Certo. La seconda fattispecie, quella che ha creato più controversie e interpretazioni, la permuta tra criptoattività, che però per essere fiscalmente rilevanti non devono avere uguali caratteristiche e funzioni. Quindi chiaramente se io compro un NFT con una criptovaluta, sto facendo una permuta tassabile, il famoso dubbio è: quando io vendo Bitcoin per USDT è tassabile oppure no? E perché chiariamo, USDT è quella che viene definita stable coin, cioè una criptovaluta che è legata al valore, in questo caso, del dollaro. USD Tether, che è la società centralizzata che emette questa stable coin. Ed essendo una criptovaluta che segue l'andamento del dollaro, per questo definita stablecoin, ha delle funzioni diverse, Bitcoin, che ha completamente altre caratteristiche, corretto? Quindi in questo caso si configura la permuta? Questa è una permuta, dobbiamo capire se è tassabile oppure no, e lì c'è una grossa divisione a livello di dottrina, anche perché poi la circolare Agenzia delle Entrate non ha fatto molto chiarezza, perché parla di e-money token, ma oggi USDT è e-money token oppure no? E questo è il grosso dubbio. Ma questa valutazione delle permute, eventuali plusvalenze che vengono generate dalla vendita di Bitcoin, a che pro vengono calcolate? Cioè quando è che bisogna pagare le tasse, su quali soglie? Io sono un investitore che ha deciso di acquistare Bitcoin, che cosa devo fare banalmente per rispettare le regole? Secondo la legge di bilancio, naturalmente. Devo tenere traccia appunto degli acquisti, del prezzo di acquisto e confrontarlo con il mio prezzo di vendita, perché parlando di permute, è una permuta anche quando io trasformo una criptoattività in un bene o servizio, quindi compro una pizza in Satoshi, per esempio. Questa è una permuta, quindi devo ogni volta che faccio un acquisto stare attento a che prezzo ho venduto questa criptoattività e a che prezzo l'avevo comprato. Certo, quindi se io da utente che ha dei Bitcoin su un proprio wallet va in pizzeria, compra una pizza per l'equivalente di 10 euro, quello si configura come di fatto una vendita di 10 euro di Bitcoin. Fattispecie imponibile, esatto, esattamente. Okay. La terza fattispecie sono le plusvalenze da detenzione,
tipicamente lo staking. La quarta fattispecie è il rimborso, tipologia abbastanza residuale, però la possiamo immaginare come il rimborso eventualmente degli exchange che sono falliti, che poi rimborsano una parte del... Il punto 4 della legge è quello che fa riferimento a un nuovo limite di 2.000 euro, che non è una franchigia, ma è la soglia sopra la quale dichiaro la plusvalenza, sotto la quale invece sono esonerato dal tassarla. Quindi sparisce ogni tipo di riferimento ai famosi 51.645 euro di cui parlavamo prima, che vale ancora per le valute estere, non più per le criptoattività. Ah certo, quindi per le valute estere resta quel limite Rimane. per le plusvalenze, mentre per le criptoattività e di conseguenza anche per Bitcoin, se l'utente realizza una plusvalenza che va sopra 2.000 euro, allora a quel punto è dovuto pagare. Non una plusvalenza, ma tutte le fattispecie che ha fatto nel corso dell'anno, quindi io devo sommare tutti i risultati. Se la somma mi fa eccedere i 2.000 euro, tasso tutto, se sto al di sotto invece non tasso nulla. Quindi il requisito è monitoraggio durante tutto l'anno, calcolo finale delle entrate, delle uscite, dei movimenti e guardare qual è la somma finale e alla fine capire quanto pagare di tasse. Che è il punto 6. Oggi è il 26%, nel senso che la legge parla del 26%, purtroppo sappiamo che c'è questo disegno di legge, io non ho ancora letto nulla di scritto, quindi vedremo poi cosa si scriveranno, che dovrebbe portare la tassazione dal 26 al 42%. Certo, certo. Mi sembra insomma un quadro regolamentare abbastanza pieno di nozioni, soprattutto per chi si avvicina a questo settore e che magari non è particolarmente avvezzo anche semplicemente a capire quello che dicevamo banalmente prima, cioè il fatto di acquistare un bene o un servizio e configurarlo come permuta. Vorrei chiederti lato commercialistico per l'appunto, tu sei un commercialista, come si interfaccia la gente davanti a questo tipo di regolamentazione? È spaventata, sa già cosa deve fare, ha qualche timore? Che cosa ti chiedono i clienti? Allora, molto spaventata, anche perché arrivano da me di solito con pochissima documentazione, con pochissima contabilizzazione di quello che hanno fatto e spesso eventualmente fanno anche attività di trading e quindi è un grosso problema. La legge prevederebbe una grossa semplificazione, cioè che è il cosiddetto risparmio amministrato o gestito, cioè la possibilità di delegare all'exchange ogni tipologia di adempimento fiscale, sia dichiarativo dal punto di vista del possesso che anche ma purtroppo ad oggi non è ancora stato attuato, quindi non c'è ancora questa possibilità qua di semplificare la vita ai contribuenti. Di conseguenza ti tocca un bel lavoro di gestione, di carte e scartoffie da parte per tutti quanti i clienti. Fortunatamente io spingo, siccome ho un approccio molto educativo nel rapporto con i miei clienti, li spingo molto a misurare ogni tipo di transazione che fanno, quindi li spingo a utilizzare un file di Excel Certo. Fortunatamente per loro però ci sono dei file, dei software aggregatori che facilitano la vita, ecco, che quindi ti permettono di digerire sostanzialmente i dati che escono dagli exchange o dagli wallet e darti quello che è il riepilogo del tuo obbligo dichiarativo e di tassazione. Certo. Insomma, monitoraggio non banalissimo, capacità di seguire le regole che sono state approvate dal governo non banali altrettanto. Nella prossima parte però parleremo anche proprio di questo, nella capacità e nella comodità da una parte di avere il sostituto d'imposta, dall'altra di avere comunque un intermediario che gestisce i tuoi dati e forse non è esattamente compatibile con le idee originali che hanno posto le basi per la nascita di Bitcoin. Lo facciamo tra pochissimo, dopo il blocco pubblicitario. Ben ritrovati, rientriamo in studio con entrambi gli ospiti delle prime due parti in questo momento per capire come devono comportarsi nell'atto pratico i cittadini che vogliono provare a seguire le regolamentazioni italiane. E quindi partirei subito con Gigi Turla. Sono un cittadino che ha deciso suo malgrado di comprare Bitcoin tramite un exchange, quindi ho fatto il mio profilo, ho fatto il mio bonifico, trovo quel numerino lì che indica quanti Bitcoin ho comprato sul mio exchange. Abbiamo capito nella puntata precedente anche con Valerio Della Costa che è molto diverso da detenere dei Bitcoin in realtà reali sul proprio wallet. Questo naturalmente è diverso, ma l'exchange in questo caso funge anche da quello che è stato definito
sostituto d'imposta, che cosa vuol dire fondamentalmente? Allora, il sostituto d'imposta è un soggetto che per legge si sostituisce nell'obbligo di dichiarazione e di pagamento delle imposte al contribuente. Il classico esempio è il datore di lavoro che nell'erogare gli stipendi trattiene i contributi e le tasse dei dipendenti e li versa al posto dei dipendenti. Come dicevamo prima, la legge finanziaria del 2023 introduce la possibilità comunque di delegare l'exchange a fare questo tipo di attività, ma abbiamo già capito che purtroppo ad oggi non è operativo. La cosa che invece hanno cominciato a fare gli exchange italiani iscritti all'OAM è la trattenuta della famosa imposta di bollo, il 2 per 1000, che purtroppo dal 1 gennaio 2023 tutti coloro che hanno criptoattività devono pagare al termine dell'anno. Quindi non paghiamo solo il bollo sull'auto, ma anche sui bitcoin. Paghiamo anche l'imposta di bollo sui bitcoin e in generale su tutte le criptoattività che possediamo su un exchange o anche sul nostro wallet, perché l'obbligo compete, cioè diciamo riguarda tutti i contribuenti che hanno questi asset sostanzialmente. Quindi qui la differenza di fatto sta nella proattività dell'utente. Da una parte, se ha bitcoin che gestisce autonomamente, deve farle da solo queste cose. Se invece ha un account su un exchange o anche fondi regolamentati, si parlava nella puntata precedente degli ETP, asset che comunque coinvolgono degli intermediari, questa cosa è delegata. È delegata, ma purtroppo non è così semplice. Perfetto. Nel senso che, per esempio, l'ultimo interpello, la risposta all'interpello al 181 del 2004, chiarisce che anche nel momento in cui l'exchange mi trattiene l'imposta di bollo, io comunque devo dichiararlo nel quadro RW. Devo semplicemente barrare la casellina 16 per non pagare 2 volte l'imposta, ma devo comunque dichiararlo. E comunque se poi ho delle plusvalenze, queste le devo comunque andare a dichiarare e a pagarci sopra le tasse io, perché l'exchange non fa appunto la sostituzione d'imposta. Rimanendo sempre in questa risposta qua dell'interpello, chiarisce per esempio una cosa utile, che se io ho delle valute fiat sull'exchange, fortunatamente quello non sono obbligato a dichiararle e non ci pago l'imposta di bollo. Okay. Se posso, vorrei fare anche un appello ai colleghi commercialisti: non presentate domande di interpello che riguardano le criptoattività. Dice, non peggioriamo le cose. No, più che altro perché la legge è abbastanza semplice. Se avete dei dubbi chiedete a chi conosce effettivamente la normativa, e faccio il nome del collega Stefano Capaccioli che è il maggiore esperto. Anche perché l'Agenzia delle Entrate non conosce la materia. Cioè nell'ultima risposta continua a ribadire criptoattività detenute su chiavette USB, computer. Cioè, qualcuno spieghi che non è così, cioè gliel'hanno già anche scritto più volte, ma vedo che loro non cambiano questo atteggiamento qui. Quindi fare l'interpello al regolatore, all'organo di competenza, all'Agenzia delle Entrate rischia solo probabilmente di introdurre più incertezze in questo caso. Chiedete all'esperto, non all'Agenzia delle Entrate. Direttamente. E cosa deve fare invece l'altro tipo di cliente che decide invece di gestirsi le cose autonomamente, decide io voglio acquistare bitcoin in modo completamente autonomo, li tengo sul mio wallet? Sono un po' più complicati i passaggi per il monitoraggio o basta rivolgersi a commercialista di turno e fa tutto lui? Perché immagino anche, tu me lo confermerai, il mondo dei commercialisti potrebbe esso stesso avere qualche perplessità su come interpretare le regole, o no? Prima di andare dal commercialista bisogna mettere ordine ai propri conti. Anche perché la legge è chiara: se io non documento perfettamente il costo di acquisto, perdo il diritto ad avere questo riferimento per calcolare la plusvalenza. Cioè il mio costo è Quindi zero. significa tutte le documentare il costo di acquisto, si intende copia documentare del bonifico. Tutte le transazioni fatte per acquistare a tal prezzo. Io suggerisco un semplicissimo file di Excel, una riga per ogni acquisto con la data, la quantità di token e il controvalore. Perché già questo mi permette di costruirmi un andamento storico delle mie attività e un domani eventualmente avere documentazione probante nei confronti dell'Agenzia delle Entrate quando nell'eventualità mi dovesse chiedere qualcosa. Quindi la prima cosa importante è contabilizzare correttamente, anche perché se ci metto dei soldi è importante che io misuri quello che sto avendo, perché se non lo misuro perdo il senso del mio investimento e quindi corro il rischio di buttare via soldi e non pensarci. Quindi documentare e contabilizzare correttamente. E chiaramente poi se faccio tanti movimenti spendo magari qualche decina di euro e compro un software aggregatore che mi può aiutare eventualmente a mettere ordine, però se penso al loader non è che avrà tantissimi movimenti e quindi l'importante è che abbia la contabilizzazione. Beh, insomma, anche sentendo parlare dell'operatività da sostituto d'imposta che non è ancora attiva nel caso degli exchange, mi sembra di capire che la risposta è che oggi
è un po' complicato riuscire a seguire le regolamentazioni in modo completamente rispettoso di quello che c'è scritto nella legge di bilancio del 2023, banalmente. Sì, esatto, non abbiamo ancora la possibilità per coloro che sono sugli exchange di semplificarsi il proprio lavoro e quindi delegarlo, e per quanto riguarda, diciamo, quelli che sono sul wallet non custodial, necessariamente c'è bisogno di un minimo di educazione, che è quella che faccio io, per cercare di renderli consapevoli della necessità di tenere appunto questi due numeri in ordine. Non è una banalità. Hai nominato una sigla importante prima, che è OAM. Si è parlato anche tanto dell'OAM nel settore, questo nuovo organismo che doveva in teoria inizialmente raccogliere, al quale si sono dovuti iscrivere gli exchange e le piattaforme che fornivano servizi di compravendita di criptovalute, quindi anche di Bitcoin in Italia, e hanno quindi acquisito i dati praticamente dei clienti i cui exchange si sono iscritti alla piattaforma. Mi pare di capire, e adesso mi rivolgo a Martina Granatiero, che questi dati faranno un viaggio diverso in questo momento. L'OAM passa a un altro organismo, si cambia tipo di regolamentazione, che cosa sta succedendo? Sta succedendo, allora, per chi non lo sapesse, l'OAM è l'organismo degli agenti mediatori, quindi ha un presidio sui servizi finanziari, e dal 2022, perché l'OAM esiste da un po', dal 2022 ha ad oggetto anche i CASP, quelli che adesso chiamiamo CASP, normalmente gli exchange per intendersi. Cioè? Ossia i Crypto Asset Service Provider, il senso dell'acronimo è quello, cioè chiunque su base professionale offra servizi aventi ad oggetto crypto asset. Deve iscriversi a una sezione speciale del registro presso l'OAM, questo per poter operare, e soprattutto ha un obbligo di comunicazione trimestrale di quelle che sono le movimentazioni e le operazioni che avvengono sulle proprie piattaforme. Quindi una piattaforma che è un exchange che offre servizi di compravendita ai clienti deve trimestralmente dare segnalazione all'organismo di controllo, esatto, dei movimenti dei clienti. Quindi c'è sempre di fatto un monitoraggio costante. Assolutamente sì, la funzione per cui viene costituito questo registro è essenzialmente di monitoraggio, perché la disciplina su quelli che una volta si chiamavano VASP, Virtual Asset Service Provider, era nulla, cioè quindi l'unico tipo di obbligo di legge per poter legittimamente operare in Italia passava appunto, oltre al rispetto della normativa AML, antiriciclaggio, per l'iscrizione all'OAM. Che cosa succede? Succede, e un po' era immaginato, soprattutto per gli operatori del settore, che l'entrata in vigore del MiCA, quindi di un regolamento immediatamente applicativo in tutti i Paesi Stati membri, ha cambiato le regole in questo senso. Quindi il decreto di giugno, il decreto del Consiglio dei Ministri che dà attuazione in Italia a MiCA, che cosa ci dice? Ci dice che dal secondo trimestre 2025 viene meno questo obbligo per gli exchange di comunicare i dati. Dice anche che, per il momento questa è la situazione, che quelli che si chiameranno CASP, così prendiamo un po' l'abitudine a chiamarli CASP, dovranno invece conservare questi dati per un periodo di 10 anni e quindi renderli eventualmente disponibili in caso di richiesta e previa quindi necessità, si ipotizza, delle autorità competenti. Quindi di conseguenza non comunicazione trimestrale dei dati, ma obbligo per gli operatori del settore a detenere tutti i dati dei clienti per almeno 10 anni. Sì, che questo è utile perché non c'è una ridondanza abbastanza assurda dei dati. Aggiungo soltanto una cosa: nel vario pacchetto AML, che prevede vari regolamenti, direttive sulle quali non vi sto a tediare, sempre dal 2025 verrà istituita un'altra autorità, la cosiddetta AMLA, che sarà un'autorità quindi a presidio europeo, che si coordinerà con le varie autorità a livello locale, e non è quindi ancora perfettamente chiara l'implementazione. Quindi sembra, e probabilmente sarà la cosa più ragionevole, che rimanga così, cioè che ci sia un obbligo di conservazione del dato in capo al service provider. Potrebbe eventualmente AMLA dare delle indicazioni diverse, ma ci sarà sicuramente un coordinamento centralizzato in Europa presso AMLA di quella che è appunto la possibilità di supervisionare questi dati. Ecco, a livello di gestione dati sappiamo che insomma, chi si occupa del settore è anche particolarmente attento al tema della privacy. Se si passa da un modello in cui, e chiedo veramente una risposta in 30 secondi, positivo o negativo, da un modello in cui si comunica trimestralmente il movimento di compravendita dei clienti a un modello in cui bisogna detenersi i dati
in casa è un incremento dal punto di vista della privacy dei clienti o potrebbe essere anche una svolta negativa? Allora, in realtà non cambia molto, nel senso che l'obbligo di conservazione del dato il service provider ce lo ha già e ce lo ha in forza della normativa antiriciclaggio e di contrasto al terrorismo. Il grande mondo della ML detta delle regole molto precise per quanto riguarda la trasmissione del valore, per quanto riguarda la identità, tra virgolette, dei soggetti che trasmettono valore. Quindi questi dati i CASP sono obbligati a raccoglierli e a conservarli a prescindere, proprio in forza della normativa AML. C'è un raccordo e un obbligo specifico adesso che si estende addirittura a 10 anni, perché l'originario termine era quinquennale, quindi c'è un'estensione di una messa a disposizione. Di fatto non cambia niente, se vogliamo essere straordinariamente ottimisti, perché in questo quadro dobbiamo accontentarci di poco per essere ottimisti, non c'è la ridondanza, quindi non c'è questa necessità di trasmettere in maniera periodica, quindi questo flusso di dati non c'è, quindi rimane in qualche modo invariata l'obbligo di conservazione in capo al service provider. Non solo Bitcoin però in realtà, perché a quanto pare Bruxelles è interessata a regolamentare anche tecnologie che sono di fatto in completo sviluppo. Ne parliamo tra poco, si parlerà soprattutto e anche di intelligenza artificiale. Insomma, dobbiamo chiudere il cerchio. Abbiamo iniziato a parlare di regolamentazioni europee legate alle nuove tecnologie e torniamo a parlare, chiudendo la puntata, di regolamentazioni europee, perché l'Europa pare voler regolamentare anche una tecnologia di fatto alle prime luci e che sta esplodendo mentre parliamo. Nello specifico si parla delle varie applicazioni che stanno trovando sfogo nel mercato dell'intelligenza artificiale, si parla in particolare di AI Act. Che cos'è, Martina Granatiero, l'AI Act? È un altro regolamento dell'Unione Europea che vuole fornire un quadro giuridico omogeneo per qualsiasi soggetto che sviluppi, utilizzi e commercializzi intelligenza artificiale o comunque servizi basati sull'intelligenza artificiale all'interno dell'Unione Europea o comunque destinato ad avere un impatto sul mercato europeo. E quindi è un'iniziativa che ha suscitato delle polemiche anche qui per l'argomento da cui siamo partiti, l'eccesso di regolamentazione, perché ci stiamo confrontando sicuramente con una tecnologia che è in fase di sviluppo. Sono tecnologie però dicevamo anche molto diverse, certo. E infatti qui le polemiche sono opposte e contrastanti, perché polemiche che sono state anche rappresentate durante la fase dei lavori preparatori dell'Artificial Intelligence Act, perché in qualche modo la parte imprenditoriale ha criticato molto questa anticipazione di regolamentazione rispetto a questa materia. Dall'altra parte invece vediamo accademici, ricercatori sulla privacy piuttosto che gli enti no profit, mi viene in mente Access Now, ma ce ne sono molti altri, che invece hanno assolutamente sostenuto il bisogno di questa regolamentazione e hanno anzi criticato l'Europa per essere scesa un po' troppo a determinati compromessi. Cioè? Allora, teniamo conto di una cosa, questo regolamento ha un approccio rispetto all'intelligenza artificiale che parte dalla classificazione del rischio, crea 4 macro categorie, quindi da quello che è il rischio che è inaccettabile fino a un rischio minimo, e quindi declina vari obblighi a seconda appunto della tipologia di rischio. Quello minimo è per esempio il filtro spam delle mail che può essere implementato con l'intelligenza artificiale. È chiaro che ha un rischio minimo, perché che qui c'è una volontà di proteggere quelli che sono i diritti fondamentali dell'essere umano. La critica nasce dal fatto che l'intelligenza artificiale è una tecnologia estremamente trasversale e quello che per esempio è stato molto rimproverato è che sono stati posti dei limiti importanti all'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine, per esempio degli stessi governi, per evitare proprio tecniche di scannerizazione biometrica e quant'altro, però poi ci sono sempre le eccezioni alla regola, per esempio rappresentati dai reati gravi che dovranno quindi essere declinati. Quindi in realtà appunto sensibili al tema della privacy dei diritti digitali sono spaventati
che possa accadere quello che è già accaduto in altri contesti, quando per esempio raccontiamo di come un GDPR si focalizza sul trattamento del dato personale, però molto spesso poi viene derogato dall'esistenza di altre normative, perché ci sono degli spazi per poterlo fare. Quindi è un tema assolutamente ancora in divenire in questo senso. Quindi i cittadini europei sono tutelati dai potenziali pericoli dell'intelligenza artificiale, o si tratta di un freno all'innovazione? C'è un'interpretazione che è una via di mezzo o è nero-bianco? Allora, la mia personale opinione è che sull'intelligenza artificiale fossero necessarie delle regole, perché c'è una differenza fondamentale. Quando io ritengo che la tecnologia non sia tutta uguale, nel nostro paragone rispetto a Bitcoin, per esempio, c'è una differenza importante. L'intelligenza artificiale apparentemente richiama il concetto di algoritmo, però in realtà è più un tema di dati, certo. E i dati possono essere soprattutto i dati personali, quindi io e te ci siamo confrontati recentemente per esempio sull'idea di Kamala Harris di andare a immaginare una regolamentazione sui crypto asset che fosse, che tenesse conto dell'esigenza di tutela delle minoranze etniche negli Stati Uniti, in particolare dei neri americani. E lì giusto per contesto, ha pubblicato un manifesto elettorale, un programma elettorale in cui auspicava alla tutela della popolazione nera degli Stati Uniti d'America, che avesse deciso di investire in criptovalute, cosa che ha fatto un po' scalpore per la distinzione del colore della pelle, naturalmente. Esattamente. Ecco, però nell'intelligenza artificiale il problema c'è, perché nel momento in cui noi alimentiamo gli algoritmi con i dati personali, il tema del rispetto del principio di non discriminazione, del principio di uguaglianza e quindi della tutela dei diritti fondamentali degli esseri umani proprio esiste, ed è un problema proprio nel momento in cui è intuitivo, nel momento in cui ci poniamo e ci chiediamo chi utilizza l'intelligenza artificiale, quindi non creare per esempio dei dataset che possano essere discriminatori, certo, per categorie di persone. Può riguardarci anche da vicino, Gigi Turla, questa regolamentazione in qualche modo, o meglio, potrebbero esserci magari dei campi applicativi dell'intelligenza artificiale dove quest'ultima si interfaccia con Bitcoin, i pagamenti istantanei, utilizzare piattaforme che necessitino di pagamenti istantanei e quindi integrare l'utilizzo di Bitcoin tramite sistemi di intelligenza artificiale. Ci sono delle intersezioni tra Bitcoin e intelligenza artificiale che potrebbero essere intaccati da questo regolamento? Allora, Bitcoin e intelligenza artificiale sono due tecnologie completamente diverse. Io ci vedo alcuni aspetti in comune. Il primo innanzitutto è la tecnologia, certo, perché entrambi utilizzano algoritmi anche se in modalità diverse. La differenza è che Bitcoin utilizza l'algoritmo in un'ottica distribuita e decentralizzata. L'intelligenza artificiale, almeno per quella che conosco io, che sono un profano, è soprattutto però applicata in maniera centralizzata, grandi imprese, grandi società che investono in server potenti ma centralizzati. Certo. Il secondo aspetto è quello della privacy dei dati, e Bitcoin nasce necessariamente da un concetto assoluto di privacy e anche sui dati è arrivato a una notevole trasparenza grazie alla time chain, mentre invece qui l'intelligenza artificiale... Che è il termine, diciamo, forbito per blockchain. Per blockchain, chiaramente, che è la blockchain tipica di Bitcoin. L'intelligenza artificiale ha ancora delle sfide da porre in essere, chiaramente qui forse la regolamentazione va nell'ottica di favorire questo. Il terzo punto è l'impatto sociale. Bitcoin ha già rappresentato una grossissima rivoluzione a livello sociale perché ha portato la finanza a livello decentralizzato, ha riportato la sovranità in capo al singolo individuo, che può detenere personalmente i propri soldi, diversamente come facciamo oggi. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, gli obiettivi sono molto rivoluzionari, però stanno creando comunque anche molta paura, quindi ci sono quelli che hanno paura di perdere il posto di lavoro, quelli che hanno paura che addirittura le macchine vadano a sostituire l'uomo. Ecco, io sono tra quelli invece più ottimisti, quelli che cercano di sfruttarla oggi anche per migliorare il proprio lavoro e mi sono letto anch'io la normativa sulla regolamentazione, belli principi. Quello che mi spaventa personalmente è che è una legge che si applicherà sicuramente al privato e alle imprese, non so quanto si applicherà ai governi, che quindi saranno sempre liberi di decidere loro. Quindi può esserci un rischio di abuso da parte dei governi dell'intelligenza artificiale? Io ho paura di questo.
presupposto che magari in alcune parti del mondo, penso alla Cina, questa cosa avviene già, quindi non è da considerare un'ipotesi eccessivamente utopistica. Vorrei dedicare però quest'ultima parte a un tema che ci sta particolarmente caro proprio per il legame con la privacy, perché dall'Europa arriva un'altra idea che può essere abbastanza deleteria per i dati di tutti i cittadini dell'Unione Europea. Si sta parlando in particolare di chat control 2.0 e quindi chiederei a Martina Granatiero di fornirci una veloce overview di che cosa potrebbe implicare un regolamento di questo tipo. Beh, potrebbe implicare la fine della privacy online, proprio totalmente. Chat control è una proposta di regolamento, fortunatamente non ancora un regolamento, visto che ne abbiamo citati tanti fino ad ora, ed è una proposta che si rivolge ancora una volta ai fornitori di servizi, in particolare di comunicazione o hosting, che impone loro di fare un assessment preliminare per verificare il rischio di utilizzo e di contenuti pedopornografici. Questo perché? Perché nel 2020, lì è più o meno l'origine storica di questa proposta di regolamento, c'è appunto una mozione che parte dagli Stati Uniti, il Canada, piuttosto che il Regno Unito, di contrasto alla pedopornografia, che ci trova tutti sicuramente allineati, certo. Il problema è il come, e quindi viene proposto chat control, che si chiama 2.0 perché è stato preceduto da un chat control 1.0 che però in realtà aveva dei contenuti veramente abbastanza modesti. Come si configura l'attuazione di questa prevenzione di contenuti pedopornografici? Di fatto, per dirla in maniera molto semplice, costringerebbe a fornitori di servizi come WhatsApp, come Signal, a monitorare e Telegram quindi, anche, di cui si è parlato recentemente, immagino. Assolutamente sì, quindi le piattaforme di messaggistica che utilizziamo noi tutti i giorni e quindi a monitorare i contenuti video e audio, perché fortunatamente abbiamo passato la fase in cui si parlava anche di un monitoraggio sulle conversazioni, che capite che era ancora più invasivo, quindi contenuti video e audio preventivamente. Tra l'altro la cosa buffa, ci sarebbe un controllo preventivo su qualunque contenuto video e audio mandato dai dispositivi? Su qualunque, attraverso tra l'altro l'utilizzo di algoritmi proprio automatizzati in tal senso, che è di una gravità straordinaria, perché anche quelli particolarmente sofisticati oggi ci rimandano un dato di attendibilità che non supera nella migliore delle ipotesi circa l'82-83%, quindi pensiamo al gap su dei numeri grandissimi, cioè significa potenzialmente individuare come dei potenziali abusatori di minori centinaia di migliaia di persone, senza in realtà poi probabilmente diminuire davvero quello che è l'obiettivo perseguito. La sensazione è, vista la tecnologia che diventa una tecnologia di sorveglianza di massa, perché di questo si tratta, che dovrebbero essere investiti diversamente, la lotta alla pedopornografia che ci trova assolutamente allineati, perché i rischi sono davvero di non ritorno da questo punto di vista. Certo, doveroso alzare l'allarme. Io vi ringrazio di essere stati qui a Esploriamo Bitcoin, è stato veramente un piacere. Concluderemo con la sesta e ultima puntata venerdì 22 novembre, chiudendo un altro cerchio che è stato quello iniziato con la prima puntata. Si è iniziato parlando di inflazione, in particolare nell'Eurozona in Italia, e concluderemo parlando di inflazione in giro per il mondo e di come Bitcoin in quelle aree sta già avendo un impatto sulla vita quotidiana delle persone. Io vi ringrazio di nuovo per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento.